Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con 20:10, il consueto appuntamento di approfondimento delle notizie, dei fatti della giornata dopo i nostri telegiornali. E questa sera torneremo a parlare di legittima difesa. L'argomento tiene banco già da diversi giorni e dopo l'approvazione del disegno di legge ieri da parte della Camera dei Deputati si è sollevato un vero e proprio vespaio di polemiche su tanti piccoli aspetti, insomma, di questa legge così come è stata approvata. Avremo modo di parlarne quindi questa sera assieme a due ospiti: Roger Demenec, deputato del Partito Democratico, buonasera, grazie per essere qui con noi, e Franco Conte, senatore di Alternativa Popolare. Buonasera senatore. Abbiamo intitolato la trasmissione di questa sera "La parola passa al Senato", perché appunto dopo l'approvazione di ieri alla Camera e le moltissime polemiche che ci sono state in queste 24 ore, comprese quelle del segretario del Partito Democratico Renzi, che ha un po' auspicato che alcuni aspetti della legge vengano modificati al Senato, la parola ora passerà a voi, senatore. Sì, prima di tutto dico che è stato velocissimo il passaggio dalla Camera al Senato, perché ieri mattina è stata approvata alla Camera, già ieri in giornata era stata trasmessa al Senato, quindi presumo che già dalla prossima settimana, martedì, alla ripresa dei lavori, verrà assegnata alla Commissione e presumo che ci sarà un altrettanto rapido iter per quanto riguarda l'approvazione da parte nostra, che può essere un'approvazione con modifiche, in quel caso dovrebbe ritornare alla Camera, oppure potrebbe essere anche una approvazione così com'è. Penso che da tutta la discussione che è emersa, secondo me anche in maniera un po' capziosa, ci sia qualche modifica. Ritengo che non sia necessario fare comunque una modifica sostanziale. È una legge che secondo me segna un passo in avanti rispetto a quello che era l'attuale normativa sulla legittima difesa. Ritengo che il passo in avanti che si fa sia sicuramente importante a tutela appunto di quelle persone che magari subiscono delle violenze, che reagiscono in maniera tra virgolette errata, perché io credo che quando si arriva ad uccidere una persona, insomma, è una vita che viene meno, quindi non è la reazione giusta, però molto spesso proprio per legittima difesa si è portati a doverlo fare. Ecco, queste persone si trovavano oggetto di indagine, perché la magistratura di fronte a una situazione del genere subito apriva un'indagine e il cittadino doveva dimostrare, la persona offesa doveva dimostrare che non c'è stato un eccesso di legittima difesa. Quindi era il cittadino che doveva dimostrare che non c'era eccesso. Con questa legge si segna un passo in avanti perché? Perché prima di tutto non è più il cittadino che deve dimostrare l'eccesso, che non c'è stato eccesso di legittima difesa, ma è il giudice che deve dimostrare che c'è stato un eccesso. Quindi si è proprio ribaltata la situazione. Credo che questo vada sicuramente a beneficio della persona che viene aggredita in casa, che viene aggredita nel luogo di lavoro, perché noi parliamo di abitazione, ma la stessa cosa vale per l'ufficio, per il luogo del lavoro, per il negozio. Ecco, si parla nella legge di notte, di ore notturne, ed è questo forse uno degli aspetti che ha sollevato le maggiori polemiche e perplessità nelle ultime ore, con una vera e propria invasione di messaggi, di indignazione sui social. Demenec, si può sparare di notte, di giorno no? Iniziamo a dire una premessa indispensabile: intervenire su un comma, su un articolo del codice penale come quello della legittima difesa non è facile. Io sono contrario a chi semplifica costantemente i problemi della vita democratica del nostro paese e più in generale dell'attività, insomma, dei rapporti fra i cittadini. Non è facile intervenire perché siamo in un filo molto delicato fra, esattamente come diceva il senatore Conte, fra la legittima aspirazione che ogni cittadino ha di proteggere i propri beni e i propri cari e l'evitare che lo Stato diventi un far west vero e proprio. Quindi iniziamo a dire che intervenire in questi articoli è complesso. Sicuramente con la questione della dimora personale e dei luoghi in cui una persona vive
E con la questione della notte, cosa voleva dire il legislatore? Cioè, cosa volevamo, qual è il messaggio che politicamente, l'intenzione del legislatore volevamo lanciare con questa revisione? È esattamente quella di recintare in maniera più precisa il perimetro in cui una persona dentro la propria dimora e durante la notte può intervenire a difesa dei propri cari, esattamente come ha detto il senatore Conte pochi minuti fa. Ecco, allora io dico che questo è un passettino in avanti, ha necessità di essere rivisto. Per fortuna o per sfortuna siamo ancora in un regime di 2 camere, no? Bicamerale, e quindi c'è tutto il tempo e se ce n'è la necessità e la volontà, si può intervenire al Senato per limare e modificare. È chiaro però una cosa, che anche questa volta io dico e rivendico in questo l'azione del governo, ma in questo caso più del Parlamento, non si è messa la testa sotto la sabbia e si è cercato di intervenire concretamente rispetto a un tema estremamente complicato e delicato sia da un punto di vista giuridico che sociale, cercando di avvicinare e di risolvere uno dei problemi fondamentali che sono emersi in questi anni, quindi che in ogni caso il giudice nell'eccezione del passato rispetto all'articolo 52 del codice penale interveniva in ogni caso. Ecco, noi stiamo cercando di recintare in modo che ci siano degli spazi per cui un cittadino, giustamente, riesce a difendere, uso questo termine per essere molto semplice, no? Difendere la propria vita e i propri cari, i propri affetti e i propri beni senza che ogni volta debba intervenire il giudice. È un passettino avanti, è risolto tutto rispetto alla legittima difesa. Alla difesa, io sono il primo a dire che la questione è estremamente complessa. È un passettino avanti che cerca di semplificare la vita ai cittadini. Non è un caso che poi nei commi successivi, nell'articolo successivo, ci sia anche inserito la possibilità che nel caso in cui il cittadino poi abbia ragione davanti al giudice, le spese processuali vengono assunte a capo dello Stato. Ecco, allora ripeto, io credo che le polemiche in questo momento sono assolutamente strumentali e, come mi insegnava un vecchio politico che faceva politica prima di me, quando si lamentano tutti, cioè quelli che avrebbero voluto assolutamente non toccare l'articolato e quelli che, come sempre, dicono che avrebbero fatto meglio toccandolo in maniera più radicale, vuol dire che probabilmente siamo sulla strada giusta rispetto a una mediazione, ripeto, nell'interesse dei cittadini e non soltanto della prossima delle future campagne elettorali. Lo voglio dire in maniera molto chiara, perché secondo me in questi temi estremamente delicati non possiamo, come sempre, cadere dentro le campagne elettorali, lo scontro politico puro e la contrapposizione fra le forze politiche, perché ecco, ripeto, sono temi talmente delicati che è meglio lasciar fuori, insomma. Sul fatto che siano delicati penso non ci sia alcun dubbio. Quel che è certo è che comunque leggendo anche le reazioni di tantissimi cittadini, appunto proprio sui social, dove veramente c'è stata una vera e propria invasione di messaggi nelle ultime ore, quello che la gente non riesce proprio a capire è questa distinzione tra il giorno e la notte, perché se io vengo aggredito in casa di giorno è diverso rispetto a di notte, se io sto riposando dopo pranzo è diverso che se sto dormendo alle 11 di sera, alle 2 di notte. Che differenza c'è? No, non c'è differenza da questo punto di vista, lo dico in maniera molto chiara. Era il tentativo, ripeto, di recintare in maniera più puntuale le condizioni oggettive in cui un privato cittadino può in ogni caso difendere, come dicevo, i propri effetti e i propri chiari. Questo era il tentativo, cioè era il tentativo di mettere a disposizione del cittadino da una parte e del giudice, che può comunque avviare una fase di indagine, di mettere a disposizione degli elementi oggettivi per distinguere il fatto sostanziale. Qual è la distinzione sostanziale fra una legittima difesa, come dice l'articolato, e un eccesso di difesa, cioè il fatto. E questo io lo vedo in un altro termine, io non lo vedo nei confronti, ripeto, della tutela del crimine, come sento e leggo nel social. Io dico che noi dobbiamo stare molto attenti nel cercare di dare dei paletti molto chiari e semplici per tutelare la vita civile e democratica delle persone, perché guardate che può anche succedere che in maniera molto casuale poi un eccesso dell'utilizzo della legittima difesa
può vedere vittime degli incolpevoli, perché succede già oggi in Italia, ci sono delle statistiche. Allora io dico una cosa, no? Dobbiamo stare molto attenti perché, ripeto, il filo fra la legittima difesa, che secondo me è giusta e va sicuramente coltivata, ma va, diciamo, come dicevo prima, recintata in maniera più puntuale, e l'eccesso è un confine molto sottile. Ecco, il tentativo un confine molto sottile tra la legittima difesa e il cittadino pistolero, diciamo, come si è molto parlato in questo, però di fatto, insomma, la gente chiede di poter essere sicura nella propria abitazione e magari non riesce a capire questa distinzione tra il giorno e la notte. Senatore. Ecco, su questo io credo sia necessario fare una precisazione. La modifica dell'articolo 52 presenta 3 fattispecie, non una sola. Una è quella del giorno e notte, quindi legittima difesa di notte. Dopo ce ne sono altre 2. Una dice quando in qualsiasi ora della giornata, quindi non c'è distinzione tra giorno e notte, l'intromissione nell'abitazione sia tramite violenza. Esatto. E l'altra fattispecie che dice intromissione tramite inganno. Quindi vuol dire che sono contemperate anche 3 diverse fattispecie. Ce n'è addirittura una quarta che parla di stato psicologico da parte della persona offesa, che può reagire, noi potremmo dire in maniera inconsulta nei confronti dell'intromissione di un estraneo, ma a questo punto possiamo dire sicuramente reagisce magari in maniera troppo esasperata, sicuramente, ma agisse per legittima difesa. Quindi ci sono perturbamento, quindi ci sono più fattispecie. Per cui questa polemica che è nata tra giorno e notte, francamente, io la trovo un po' strumentale. Il collega Domenech prima ha parlato di strumentalizzazione politica. Ecco, io sono al Senato, vedremo cosa succederà in aula al Senato, ma ho seguito un po' la cronaca di quello che è successo alla Camera. All'inizio, in partenza, mi pare che la maggior parte dei gruppi politici presenti alla Camera fossero d'accordo su un testo base. Nell'ultima fase, quella dell'approvazione, le posizioni si sono diversificate e sono nate anche proprio queste contraddizioni e questi contrasti da un punto di vista politico. Credo che in un momento in cui manca poco più di un mese, un momento quasi di campagna elettorale, ecco, la strumentalizzazione ci sia effettivamente stata. Io dico che di fronte a un problema, un tema importante, serio, come questo che stiamo affrontando stasera, ecco, ci dovrà essere maggiore serenità. Soprattutto dovremmo cercare noi, che siamo responsabili di quello che viene scritto nelle leggi, di dare l'esatta interpretazione e riportare esattamente quello che è scritto e non cose distorte, perché oggi ho girato un po' in macchina, ho sentito qualche trasmissione per radio, la radio oggi parlava solo di questo argomento, la televisione presumo altrettanto, sono state date tante informazioni distorte che cambiano a seconda del colore politico di chi fa una determinata considerazione. Ecco, credo che dovremmo, ripeto, di fronte alla gravità di questo argomento, trovare tutti un po' di correttezza e un po' di serenità per dare ai cittadini le giuste informazioni. Ecco, noi oggi abbiamo sentito sulla questione anche diversi esponenti della Lega Nord. Ieri sera avevamo sentito il segretario nazionale della Lega Gian Antonio D'Area, oggi abbiamo sentito il governatore del Veneto Luca Zaia. Sentiamo quindi l'intervista. Del ridicolo, no? Cioè, l'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire ai cittadini che se vengono aggrediti questi possono difendersi, senza trovarsi magari il cittadino sul banco degli imputati e l'aggressore anche come martire. La verità è che non accade ancora questo, la verità è che esce una legge dal Parlamento, dalla Camera in questo caso, che prevede cosa? Prevede che tu devi guardare l'orologio per capire se puoi dare uno spintone al ladro oppure no. Direi ridicolo e non è assolutamente quello che noi cittadini vogliamo. Però adesso va al Senato, cosa c'è una speranza? Ma scrivano 2 righe, se qualcuno ti entra in casa, in ufficio, in negozio e ti aggredisce, tu puoi difenderti e se c'è un processo da fare va fatto a quello che ti voleva aggredire e non a te che sei padrone di casa o sei padrone di quell'azienda. A me sembra semplicissimo. E poi posso dire una cosa, a questo punto avremo i ladri che guarderanno l'orologio, faranno in modo di non andare di notte, andranno di giorno. Poi posso anche confermare dai dati, lo sappiamo tutti, che i ladri lavorano tutte le ore. Io penso che tutti possono
spiegare tutto, però c'è chi ha la responsabilità di fare le leggi, ovvero Renzi e la sua maggioranza, che le fa la legittima difesa ad orario, e chi invece invoca una legittima difesa, come accade in altri paesi, ad esempio in Svizzera, in maniera proprio pulita e lineare. Se tu entri a casa mia, mi aggredisci, io mi difendo e il processo non lo fanno a me, ma lo fanno a te. Ecco, Demenec, legittima difesa ad orario? Il governatore è sempre straordinario, è sempre bravissimo a dire quello che devono fare gli altri, ma io ricordo ai cittadini che questo signore è stato ministro della Repubblica per qualche anno. E cosa ha fatto il governatore Zaia da ministro? Nulla. Oggi chiacchiera, bravissimo, dal punto di vista comunicativo niente da dire, però il problema vero è che i cittadini hanno bisogno delle risposte. Allora, nei confronti di un governatore ex ministro della Repubblica che ha governato questo paese per parecchi anni con la sua maggioranza, che non ha fatto nulla, noi iniziamo a fare. Cosa abbiamo fatto? Lo leggiamo, perché così smentiamo quello che ha detto il governatore, perché bisogna leggerle. La modifica è il secondo comma, fermo restando il primo comma, quindi fermo restando quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, no? La reazione a un'aggressione commessa a tempo di notte, ovvero la reazione a seguito dell'introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone, come diceva prima Conte, o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno. Quindi ci sono tre le fattispecie: di notte, violazione di domicilio, minaccia e inganno. E iniziamo a dire: è perfettibile? L'ho detto in un'apertura io che il tema è delicatissimo, e siccome io non sono abituato a prendere in giro i cittadini a dire che è tutto facile, come fa il governatore, allora, se vogliamo la soluzione del governatore, la dobbiamo chiedere a quel signore lì che ha fatto il ministro nel 2006, giusto al governo Berlusconi. E allora io mi chiedo, ma come mai che allora non c'era il problema? Dico questo perché su questi temi qui, con quell'atteggiamento lì, che è assolutamente populista e strumentale alla campagna elettorale, non faremo mai nessun provvedimento. Qui c'è il tentativo di questo governo, insieme ai nostri alleati, di mettere mano al problema, seriamente. Un problema complicato, e io l'ho letto perché questo paese ha bisogno della verità anche, perché altrimenti continuiamo a sparare le baggianate casuali, solo di notte. No, l'ho letto, in modo che tutti capiscano qual era. Allora, ecco, il si gioca tutto sull'ovvero, no? su sì, ma il problema vero, l'intenzione, qual era l'intenzione del legislatore? Io la dico come l'ho vissuta io. Qual era l'intenzione del legislatore? Cercare di recintare in maniera più puntuale rispetto al passato, e quindi di dire all'autorità competente delle indagini, alla magistratura: guarda che in questi casi la legittima difesa è possibile. Quando c'è la notte, che è un fattore, un aggravante, chiamiamolo così, quando c'è la minaccia, l'inganno, la violazione di domicilio. Abbiamo messo in fila le tre cose. Bene. Quindi vuol dire che abbiamo dato più elementi rispetto a prima, che c'era esclusivamente il comma 1 che diceva una cosa, e quindi che dava sempre la possibilità al giudice di approfondire la legittima difesa o meno. Però io rientro sul tema politico, perché il tema politico vero è questo, è di un paese che non è in grado di affrontare seriamente i problemi. Questo è un caso, è uno dei tanti casi della legittima difesa. Io su questo sono veramente convinto che questo paese ha bisogno di verità e di affrontare i temi veramente, non con gli slogan, perché poi fra un anno sarà al governo di nuovo il governatore Zaia, io spero assolutamente di no, e non faranno assolutamente niente come hanno fatto nel passato. Ma perché non l'hanno toccato quando erano loro? Ma perché dice a lui di farlo perfetto, e quando era lui governatore perché non l'ha fatto lui perfetto? Noi lo ereditavamo perfetto. Il problema è vero che i problemi sono complessi, c'è qualcuno che li affronta, noi, e ci sono altri che fanno gli spettatori in tribuna come Zaia. Dobbiamo andare in pubblicità, restate con noi tra pochissimo con 20:10, legittima difesa. A tra poco, linea alla regia. (20:10), rieccoci in diretta. Stavamo parlando di legittima difesa con Roger Demenec, deputato del Partito Democratico, e con Franco Conte, senatore di Alternativa Popolare. Una legge, l'avete già detto, perfettibile, che ha sollevato molte polemiche, che ha sollevato molte critiche da più parti. Lo stesso presidente del Senato, Grasso, oggi ha detto: meno male che c'è il Senato.
Senato forti critiche sono venute anche dall'Associazione Nazionale Magistrati, che ha parlato di legge inutile. Senatore Conte, interverrete? Come interverrete? Che modifiche possono essere fatte? Ma allora, se noi vogliamo conservare nella sostanza il provvedimento, dobbiamo fare pochissime modifiche, semplicemente qualche congiuntivo, qualche virgola. Ci sono proprio pochissime modifiche da fare se vogliamo che questo provvedimento dia quelle tutele al cittadino offeso che sono nello spirito della legge. Quindi credo che sia un iter sicuramente breve, che sarà possibile avere al Senato, e anche con pochissime modifiche. Se vogliamo dopo ampliare e far inserire dentro altre situazioni o altre problematiche, lo dovrà decidere il Senato. Io spero di no. Perché spero di no? Perché di fronte a quella che è la situazione attuale, io credo che questo sia non un piccolo passo in avanti. Io vado un po' più in là, collega Domenech, io dico è un grosso passo in avanti, perché semplicemente aver ribaltato la questione, cioè il cittadino deve dimostrare che non c'è stato eccesso a fronte della nuova situazione, che il cittadino non è più chiamato a farlo, credo che sia un grosso passo in avanti. Quindi secondo me sono possibili delle modifiche, probabilmente verranno fatte, ma semplicemente per chiarire il testo, per evitare anche quelle polemiche e quelle strumentalizzazioni che sono state fatte. Ecco, stavamo parlando prima anche della questione dell'altro aspetto controverso, oltre quello dell'orario notturno o diurno contenuto appunto nella legge, anche di quello della valutazione del turbamento psichico dell'aggredito. Cioè, come si fa a capire il turbamento psichico dell'aggredito? Se una persona è più, diciamo, paurosa o si agita di più, il reato ha un certo valore, se invece uno è più tranquillo meno, cioè non viene lasciato un eccessivo margine di discrezionalità anche al giudice, che dovrà poi valutare, per cui lo stesso atto rischia di essere valutato in un modo a Venezia, in tutt'altro modo a Firenze piuttosto che a Torino. Ecco, la fragilità di questa previsione sta nel fatto che il turbamento è improvviso e momentaneo, cioè non è che uno si turbi e rimane turbato dopo un mese, dopo 6 mesi, quando il giudice eventualmente aprirà le indagini. È un turbamento che deriva dal fatto che uno si trova di fronte un estraneo nella sua casa, nel suo negozio, nel suo luogo di lavoro e può reagire in maniera violenta, in maniera inconsulta. Quindi questo è sicuramente difficile da dimostrare. Per cui credo che qualsiasi magistrato di fronte a questa situazione, proprio della difficoltà di dimostrare fino a che punto è da riconoscere legittimo il turbamento, ecco, credo che questo sia uno dei punti su cui forse è possibile, sarà necessario fare anche una correzione lessicale, cioè cercare di dare un confine ben più delimitato, ben più preciso su questa situazione del turbamento. Ecco, qua francamente vedo che una fragilità nella norma c'è, però giustamente è stato detto, il Senato la può correggere. D'altronde siamo ancora in un sistema bicamerale. Io ricordo che quando viene in prima lettura al Senato un disegno di legge, molto spesso le ultime correzioni, le ultime modifiche vengono fatte in fase di discussione, e quindi durante la discussione forse non c'è il tempo proprio per meditare parola per parola sull'esatto contenuto, sull'esatto significato. Il fatto che ci sia quindi questa possibilità di avere il bicameralismo è sicuramente una garanzia anche per correggere eventuali distonie che ci possono essere in un provvedimento nato con le tensioni che ho capito esserci state ieri in chiusura di discussione alla Camera, e quindi qualche termine forse può essere non sufficientemente chiaro. Ecco, questo è uno dei punti su cui eventualmente il Senato può intervenire in maniera anche chiarificatrice e sostanziale. Ecco, anche la sua parte politica, Domenech ha auspicato, Renzi stesso ha auspicato una modifica al Senato, quindi insomma tanti dicono che è stato fatto un po' un pasticcio frettoloso con diverse cose insomma che dovranno essere modificate. La norma è perfettibile, però la sfida vera è capire come la scriviamo, perché io sono d'accordo col senatore Conte, turbamento psichico
è un termine molto ampio. Penso che nessuno di noi poi sia in grado di stabilire nemmeno su il vero stesso che tipo di turbamento può provare se non si trova nella situazione. Il vero problema è, come dicevo prima, quale limite ci diamo? Perché possiamo anche dire che la legittima difesa è sempre consentita. È quello che chiede a questo punto però, se un creditore, no, lasciamo perdere il crimine, se un creditore e i rapporti fra creditori e debitori, che spesso, no, ho letto la cronaca del Centro Italia di qualche giorno fa, per quello riporto, senza fare nomi delle regioni, che non voglio essere coinvolto nella vicenda. Se un creditore e un debitore litigano dentro un'azienda per debiti aziendali, eccetera, eccetera, allora, e succede come succede spesso, delle situazioni incresciose, eccetera, eccetera, io ripeto, una norma di questo tipo deve mettere in garanzia sicuramente il privato cittadino nei confronti di chi lo offende, e questo è il tentativo, ma deve anche preservare uno stato di diritto e dei rapporti civili fra le persone, perché non dobbiamo vedere sempre solo il criminale che entra nell'abitazione o nello stabilimento. Ci sono tantissime altre fattispecie di rapporti fra le persone che esistono in questo paese e che sono agli onori della cronaca, perché io sto dicendo cose che leggo sui giornali tutte le mattine. Allora, ecco qui il discrimine, il filo rosso che separa queste cose qui. Dov'è? È così facile da stabilire? Togliamo turbamento e diciamo che è sempre consentita? Diventiamo uno Stato diverso da quello che è oggi, dobbiamo saperlo però. Io non lo so se è quello che vogliono i cittadini fino in fondo. Io credo invece che dobbiamo mettere nelle condizioni i cittadini da una parte e anche chi deve vigilare dall'altra, le forze dell'ordine e la magistratura, di, ripeto, un discrimine più puntuale rispetto alla legittima difesa e invece a altre situazioni che possono creare ancora maggiori danni ai cittadini, perché, ripeto, queste norme noi le dobbiamo fare mettendo al centro come obiettivo il cittadino, non la polemica politica e strumentale, e la vita dei cittadini, perché, ripeto, ancora oggi spesso succede degli incidenti, io li chiamo così, e che poi sfociano in tragedie, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io qui starei molto attento. I termini sono sicuramente perfettibili, giustamente il lavoro del Senato sarà un lavoro importante. Noi stessi siamo, con grande umiltà, come partito, lo ha detto il nostro segretario oggi, lo stiamo dicendo tutti, con grande serenità ci mettiamo in discussione e cerchiamo di costruire la miglior norma possibile, partendo però dal presupposto che è una vicenda di questo tipo, molto complicata da una parte, e che se era così facile da risolvere, mi chiedo perché non l'hanno fatto negli anni passati. Questo è il concetto. Allora, semplificare e dire che è tutto facile, che con una parolina risolviamo tutto, è prendere in giro i cittadini. Io questo normalmente non lo faccio. Domenech che si chiede adesso di modificarlo al Senato, quando il Senato a dicembre voleva essere abolito, no? Sì, sì, ma ma anche su questo è interessante una valutazione politica e sociale quasi. Nel senso che l'approccio del legislatore ovviamente cambia rispetto alle istituzioni che ha a disposizione. Quindi il fatto che siamo comunque in un sistema bicamerale garantisce anche questa tranquillità nell'iter della produzione legislativa. Probabilmente in un sistema monocamerale ci sono altre forme di garanzia. Quindi e la fase propedeutica sarebbe stata diversa, assolutamente sì, ma è così in tutti gli stati democratici d'Europa. Cioè la fase propedeutica alla costruzione è molto più solida e più aperta anche alle relazioni con il mondo esterno. E quindi si è in una situazione sicuramente di minore democrazia e di minore partecipazione del parlamentare, perché il disegno di legge arriva confezionato da parte dei tecnici e i parlamentari sono chiamati ad approvarlo. Le modifiche che sono consentite in altri paesi sono minime, perché appunto si parte da un testo che non è frutto di una concezione, di un lavoro del politico. Il politico viene espropriato in altri paesi della sua prerogativa. In Italia i politici hanno la prerogativa di fare le leggi, mettendoci del loro. Le loro idee, i loro contenuti, i loro obiettivi. Ancora pochissimi secondi, 10 secondi, poi dobbiamo chiudere. Senatore, allora questa legge, abbiamo capito, in tempi anche molto rapidi arriverà al Senato, la modificherete? Io credo proprio di sì, proprio per
chiarire questi aspetti che sono stati oggetto di strumentalizzazione perché sono forse poco chiari. Dal mio punto di vista sono sufficientemente chiari, li chiariremo ulteriormente. Bene, grazie quindi per essere stati con noi questa sera, grazie al senatore Franco Conte di Alternativa Popolare, grazie a Roger De Menech, deputato del Partito Democratico, e naturalmente grazie a voi telespettatori per averci seguito. 20:10 ritorna domani sera, come sempre alle 8:10 della sera. Arrivederci.